Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a Telepace Sport come ogni lunedì. Questo lunedì però prima di parlare di sport volevamo salutare Don Mario Rolando che ci ha lasciati in questi giorni. Domani mattina c'è il funerale, proprio in questo momento siamo in diretta sul canale 85 con la veglia di preghiera alla Cattedrale di Chiavari. Perciò lo salutiamo con un bel applauso per Don Mario. Che tanto ha fatto per la nostra diocesi e per tante persone. Bene, allora ciao Gloria. Buonasera Roberto. E ciao Luca. Buonasera, è Luca. Giacomo. È giusto. È l'abitudine sulla mia sinistra che abbiamo Luca, che lo salutiamo, che anche lui è sportivo questa sera. Ci segue da Roma. Ci segue da Roma. Poi arriverà con qualche notizia, credo, perché dietro è una maratona. Benissimo. Gloria, ci dai subito qualche notizia? Rapidissimo check di questa settimana. Diciamo che è un weekend colmo di pareggi per le nostre squadre, partendo sempre dalla Serie A. Il Genoa ha giocato contro la Juventus e risultato di 0-0. Per quanto riguarda la Serie B, sabato si è giocata Reggiana Spezia, anche questa partita è finita sullo 0-0. Vince invece la Sampdoria 1-0 sul campo del Bari, 3 punti importantissimi, 3 vittorie consecutive, quindi è grande Sampdoria che sta riuscendo comunque a portare punti a casa. Per quanto riguarda invece la Serie C, il Sestri Levante ha giocato contro la Fermana e ha pareggiato 1-1, ricordo appunto la rete di Forte. Ennesimo pareggio anche per l'Entella che porta a casa un punto contro la Lucchese, partita terminata 0-0. In Serie D invece stravince la Lavagnese che fa 4 gol alla Bogherese. Questi sono i risultati di questa settimana. Bene Gloria, invece con Giacomo avevamo la Calvarese la settimana scorsa che sono già promossi. Ha festeggiato molto. Ha festeggiato ieri, credo che abbiamo anche qualche bella foto addirittura, insomma ecco vediamo alle spalle la torre di Cicagna che si illumina di bianco. La Calvarese che rosso. ricordiamo, gioca nel campo di Cicagna, appunto ieri domenica c'è stata la partita contro il Pieve Ligure che è stata l'occasione per festeggiare in casa con i tifosi, gli ex tesserati, i dirigenti, è stata una grande festa, quindi abbiamo visto anche proprio il comune di Cicagna proprio illuminato con i colori bianco. Benissimo, li salutiamo e non fate troppe feste però perché c'è ancora un mese di partite, però hanno un obiettivo di non perdere, perciò bisognerà che si allenino. Ci sarà anche poi il mini torneo tra i vincitrici dei gironi di prima categoria della Liguria. Sì, e poi abbiamo ancora una notizia, Giacomo, da dare in anteprima. In anteprima? Non di calcio? Non di calcio. No, sulla pallanuoto ne parleremo. Infatti mi ha chiamato Luca prima. Ma difatti volevo un po' vedere se eri pronto. No, perché questo fine settimana 2 nostri volontari, Maurizio Settato e Antonio Solinas, che fa le foto oggi, sono andati a riprendere la partita di pallanuoto di A1 femminile tra Rapallo e Padova, che è una partita molto importante perché diciamo che si giocavano le prime posizioni. Ha vinto il Padova 14-9, però comunque è stata una partita combattuta soprattutto nei primi 3 tempi e comunque è stata appunto ripresa dai nostri volontari e è stata anche trasmessa poi ieri su Telepace integralmente. Qui vedete proprio alcune immagini. Molto bene, allora facciamo un applauso alla pallanuoto, alle ragazze di Rapallo. Abbiamo 2 grandi squadre questa sera, 3 gruppi, in combinazione sono tutti in bianco, ma vedrete che distinguiamo. Benissimo. Arrivano dalla Val d'Aveto, hanno preparato anche lo striscione. Pierluigi Barattini, che è dirigente della SD Polisportiva Val d'Aveto, insieme a Paolo Baratelli, qua che è sempre dirigente ma allenatore anche dei Pulcini. Perciò e poi abbiamo tutti questi ragazzi e ragazze che vedete già inquadrate, anche lo striscione della Val d'Aveto. Grazie per essere qua. E poi questa sera andiamo a conoscere uno sport, ci racconteranno bene loro. Daniele Cerabino, che è presidente Occheo Academy Chiavari, insieme a Gaia Morizzo, che è il coach Occheo Academy, sempre che si interessa di acqua fitness. Un bel applauso. E abbiamo queste ragazzine un po' cresciute, ma che ci racconteranno anche loro questo sport e che cosa fanno. Poi andiamo a Lavagna
E abbiamo qua la grande società di ginnastica Riboli, insieme al presidente Eugenio Perrone, e un'allenatrice agonistica di artistica Silvia Batteroni. Se facciamo la solita carrellata, Gloria, con Esatto. le prime file, ma abbiamo Sì, poi modo di andare. Non solo prime file, ma iniziamo appunto dalle prime file, sempre in bianco abbiamo appunto la Polisportiva Val d'Aveto, invece sul retro diciamo abbiamo le ragazze dell'Okeo Academy appunto in blu. Dalla parte di Giacomo passo la parola a lui. Allenatrice della ginnastica Riboli, sia ginnastica artistica che ginnastica ritmica, quindi appunto le allenatrici davanti, poi le ragazze più o meno a crescere d'età, direi più o meno, così visivamente. Molto bene, allora facciamo una rapida carrellata, tanto per conoscerci un po', diamo la precedenza a chi arriva da distante. Quando siete, insomma, avete tutto organizzato, tutto bene, siete arrivati bene? Allora, siamo come al solito, e tutti i nostri viaggi sono sempre trasferte, tutto il campionato è una trasferta perché purtroppo partendo da Santo Stefano da Reggio Aglio per venire giù in Riviera ci dobbiamo sempre organizzare con pulmino, quindi tutti i nostri ragazzi vengono giù col pulmino, con le macchine, per dare la possibilità di fare i campionati sia dei esordienti che dei pulcini. Volevo fare un pensiero al nostro presidente Graziano Fontana, che questa sera non può essere qua da noi per motivi di salute. Bene, allora salutiamo Graziano, andiamo un pochino con invece la società Okeo e Daniele. Se dovessi fare un telegramma, cosa diresti per presentarla? Beh, siamo una società un po' anomala perché non abbiamo sede, proprio una piscina, siamo girovai, siamo un po' gypsy, un po' zingari. Ci piace essere così, vogliamo diffondere cultura acquatica in tutta Italia e nel mondo. Questa è l'ambizione. Ecco, tra l'altro sei stato un campione di nuoto, perciò Sì, insomma, un po' troppi anni fa purtroppo, Vabbè. però sì, la passione viene da questo. Vediamo che si può fare molto, si può migliorare molto la cultura acquatica e noi ci stiamo impegnando proprio per questo, per non lasciare solo, diciamo, la base, ma per occuparci anche di cose un pochino più tecniche, un pochino più complesse. Ecco, tanto per rendere l'idea, subito vediamo bene dalla regia un pochino. È la nuova, cioè è nuova come disciplina, anche se ormai sono 10 anni, 8 anni più o meno che c'è. Questo è il campionato italiano di acqua fitness acquatico, o meglio fitness agonistico che diciamo riassume un po' tutte le caratteristiche dell'acqua fitness, modulandole con una coreografia che va un po' ad affiancarsi un po' adesso mi dirà di tutto, al sincro. Esatto. No? Però per riuscire a rendere l'idea direi che... Ecco, forse c'è anche la musica in quel pezzo. Assolutamente. Se riusciamo dalla regia a vedere così, è molto complessa perché bisogna unire... Vediamo un po'. Bisogna... a tema, bisogna seguire movimenti molto tecnici unendoli in una coreografia. Però lì toccate, no? Qui si tocca. Lì si tocca. Qui si tocca, esatto. Cioè, il sincro non tocca. Infatti. Però non è differenza. così poco impegnativo il toccare, a volte potrebbe essere anche molto più difficile. È un'attività estremamente intensa, è un lavoro potente di allenamento e il fatto di toccare, anzi, può creare delle dinamiche ancora più di prestazione più forte, assolutamente. No. Bene, comunque, ecco, come avete visto, abbiamo una novità questa sera da conoscere. Da voi andiamo alla ginnastica Riboli. Eugenio,
almeno una volta all'anno ci vediamo, perciò Sì. so che è una società molto attiva, fate tante cose. Questa sera avremo anche 2 sorprese, dobbiamo dirlo, ci siamo preparati anche in questo piccolo spazio, cercheremo di fare qualcosa. Come sta andando la ginnastica a Riboli? Ma in questo periodo siamo impegnati su diversi fronti, abbiamo i campionati di Serie C, di Serie D nella sezione ritmica sono state convocate per i nazionali di Napoli che si svolgeranno ad aprile ben 12 ginnaste della nostra società, della nostra sezione, diciamo. Comunque l'artistica comunque va molto bene, qui come c'è Silvia che poi ci racconterà e come gli amici di Santo Stefano anche noi siamo in giro spesso per l'Italia, quindi è questo. Sì, perché poi vi spostate anche di tanto, no? Le nostre trasferte sono in palazzetti, diciamo, che contengono parecchie persone, quindi in Liguria è poco possibile questo, proprio per mancanza di queste strutture grosse. E quindi le società più blasonate organizzano questi campionati, ma distanti dalla Liguria. Ecco, Andrea conoscere già qualcuno, già come siamo vicino alla società Riboli, tanto per salutare un pochino le prime file. Dodà, che è l'allenatrice della sezione ritmica, al quale chiedo tanto quante ragazze avete. Buonasera a tutti. Allora, la rosa della sezione agonistica è formata più o meno da 13 ginnaste, di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Poi abbiamo un gruppo di piccoline che si stanno avviando un po' all'attività, quindi un gruppo numeroso. L'impegno che hanno è quotidiano, quindi è tanto. Poi qui abbiamo una delle dirette interessate che magari vi dice nello specifico quello che fanno. E niente, siamo in pieno campionato, quindi il lavoro da fare è tanto. La prossima gara quando è? Nel weekend, sabato, avremo la terza prova di Serie C e vedremo come andrà. Ok, come dicevi qui vicino a te è Giulia Marcon che ha 12 anni. Sinteticamente come funzionano gli allenamenti, qual è l'impegno che avete comunque? Ci alleniamo io almeno tutti i giorni, più o meno 4 ore, e l'impegno è tanto perché soprattutto in vista della gara facciamo molte volte l'esercizio e anche prove per la gara e ci impegniamo. E tra magari quello che è l'allenamento alla gara c'è anche una componente emotiva che subentra, il fatto di essere emozionato, comunque il fatto di allenarvi molto vi aiuta a gestire? Per quanto riguarda me, io spesso mi agito prima delle gare, sono un po' agitata, però riesco comunque anche con le mie compagne ad essere meno agitata e calma. Benissimo. Andrei a sentire anche dall'altra parte da Santo Stefano, questa sera palleggiamo Lavagna e Santo Stefano d'Aveto. Esatto, allora Polisportiva Val d'Aveto, iniziamo con l'allenatore degli esordienti Luigi Cervo. Allora io ti chiedo Luigi, come mai hai intrapreso questa strada da allenatore, da quanto tempo lo fai e soprattutto com'è il rapporto con questi ragazzi? Buonasera a tutti, ho giocato a pallone praticamente tutta la vita. Poi a 35 anni ho chiuso, diciamo, la carriera, se così si può dire, in prima col Borghetto Vara. L'allora presidente mi consigliò di dedicarmi ai ragazzi, visto che per lui ero idoneo. Sono tantissimi anni che lo faccio e sono 3 anni che mi trovo in Val d'Aveto, benissimo, società che mi ha accolto benissimo perché io vengo da giù, quindi non sono un residente in Val d'Aveto.
Con i ragazzi benissimo, sono dei ragazzi fantastici, hanno voglia di imparare, di lottare, abbiamo una squadra mista, noi siamo l'unica squadra del Tigullio che ha la squadra mista, quindi noi giochiamo con uomini e donne insieme e veramente hanno tanta voglia di imparare, tanta voglia di fare, mi ascoltano, mi seguono e per un allenatore questa è la cosa fondamentale. Poi sono proprio un gruppo, stanno bene insieme. Grazie mille. Pierluigi, sto vedendo che insomma a Santo Stefano sono i maschietti ma anche tante femmine che fanno il calcio. Sì, e d'altronde diciamo che in Val d'Aveto c'è il calcio e qualcosa di sci quando si può fare. Quindi diciamo l'unica attività che c'è attualmente è il calcio. Noi ormai è quasi 10 anni che abbiamo il settore giovanile, ci sono 27-28 ragazzi che partiamo dal 2010 arriviamo al 2017 con tante ragazze e questo è una bella cosa. Io volevo ringraziare soprattutto anche 2 ragazze che abitano a Chiavari, però hanno le origini dalla Val d'Aveto, sono venute venire a giocare nuovamente alla Val d'Aveto e quindi sia la Costanza che la Viviana le ringrazio perché sono ritornate nella loro terra a giocare con i loro compagni. Sono qua le 2 ragazze? Sì. Allora se le hai citate, dai, venite vicino alla Gloria che vi chiede 2 cose. Dai, dai, sì, vai. Non mangio. No, li prepari lì e poi ti do la linea. Paolo, invece allenatore dei Pulcini. Allenatore dei Pulcini dall'anno scorso. Io sono praticamente un oriundo della Val d'Aveto, non c'entro niente ma ci vivo, in sostanza. Ti trovi Quindi bene? Mi trovo benissimo, ci sono stato 6, 7, 8 anni da giocatore, poi ho fatto il dirigente e poi sono rientrato quando è stato fondato il settore giovanile e sono 8 anni che sono lì. Posso vantarmi di aver allenato ragazzi che oggi hanno 25 anni e adesso ho anche il 2017, quindi un percorso lunghissimo. Assolutamente. Luigi, hai toccato il tasto della neve, si sta sciando, no? 2 Sì, weekend a questo Santo weekend qua c'è stata la possibilità di sciare, purtroppo il tempo è quello che è perché fa caldo, quindi la neve durerà poco, però almeno hanno avuto la possibilità in questi 2 o 3 giorni di fare sci. Abbiamo la Gaia e anche la Silvia che non sono ancora. Gaia, racconta invece, anche tu sei una campionessa, ho capito, no? Racconta un po' la tua storia da sportiva. La mia storia da sportiva nasce come atleta di moto sincronizzato nella Prodeco, tanti anni fa. È stata la mia vita fino ai 20 anni. Quando ho smesso, dopo l'università, ho deciso comunque di ritornare nell'ambiente acquatico e quando ho deciso di rientrare in questo ambiente per me doveva essere qualcosa di grande, di diverso. Ho trovato Daniele che con questa sua grande società ci siamo proprio trovati, noi ci conosciamo da quando io ancora facevo il corso da bagnino, te lo ricordi, a 18 anni? Ci siamo trovati e io adesso ne ho quasi 48, quindi i tempi sono questi. Però in tutti questi anni abbiamo creato, al di là della sua azienda, che poi ne parlerà lui, una società di formazione che diciamo che è una cosa innovativa in Italia e la stiamo effettivamente, visto che è una cosa innovativa, esportando anche a livello internazionale. In Messico, in Russia, ho un sacco di contatti che mi chiamano proprio per cercare di capire come interpretare questa attività che effettivamente è l'acqua fitness, che è una cosa completamente diversa da quella che si vive, che si può immaginare adesso in Italia, perché noi la viviamo effettivamente a livello agonistico, come voglio andare a fare un lavoro forte in acqua per allenarmi, stare bene ma anche raggiungere determinati obiettivi e noi formiamo gli istruttori per poter lavorare in questo modo. Le ragazze che ho qua come atlete, ora questa è una rappresentanza perché ce ne sono tante altre che sono rimaste a casa, sono atlete che alcune hanno avuto un loro passato sportivo, agonistico o meno, ma di sport disparati, non necessariamente legati all'acqua. Altre proprio per niente hanno cominciato a fare attività agonistica con questa attività.
e sono veramente delle campionesse italiane. Poi devo bisogna dirlo. conoscerne qualcheduno. Benissimo, andrei con Silvia invece e deve parlarci di artistica. Tu sei per l'agonistica di artistica, giusto? Sì. Ecco, fai un po' il punto, abbiamo anche forse qualche immagine che ci avete Sì, ho visto mandato. prima che passava un video di alcuni nostri allenamenti. È quello, no? Sì, esatto. Allora, vabbè, la squadra agonistica si allena tutti i giorni, 4 ore. E Tutti i giorni 4 ore? Sì, a parte il mercoledì, che lo hanno di riposo, ma non tutti, perché spesso il mercoledì poi ci sono i doppi allenamenti in accademia, quindi andiamo in trasferta anche noi per allenarci in palestre più grandi. E l'impegno è quello di affrontare tutte le gare che sono da calendario nazionale per il livello agonistico, quindi il massimo livello. E adesso in questo momento c'è il campionato di Serie C, abbiamo fatto due tappe, c'è l'ultima a Civitavecchia tra 3 settimane e sta andando bene. E poi invece le più piccoline hanno iniziato il campionato individuale con le prime prove regionali e sono andate molto bene, abbiamo vinto, quindi siamo contenti. Le vittorie fanno bene, Eugenio? Sì. Fanno bene al cuore, sì. E il Presidente è contento di tutte le attività? Sì, ma a prescindere lo sarebbe. A prescindere. Sì, per l'impegno che ci mettono, qualunque risultato va bene. Poi è chiaro che non sempre si vince, ma quando si riesce a raggiungere l'obiettivo ci si carica ancora di più. Allora, facciamo così, abbiamo da andare a conoscere qualche atleta di Santo Stefano, intanto si prepara la sezione ritmica che poi facciamo così la dimostrazione in diretta. Gloria. Allora, siamo qui con Costanza, Viviana e Caterina, appunto atlete, calciatrici della Vallaveto Calcio. E inizierei con Viviana, cosa dici? Viviana di qua, logicamente. Tu mi hai detto che è un passato nell'Entella e adesso Valdaveto, come mai? Non so, perché comunque volevo anche cambiare un po' e venire qua e trovare comunque un bel gruppo sicuramente mi ha fatto anche bene e non lo so, sono felice di essere qua e niente. Si respira aria fresca nella Valdaveto. Per quanto riguarda, qua ci possa arrivare Caterina, giusto? Caterina invece ti chiedo com'è appunto giocare insieme ai maschi. È sicuramente più bello, anche perché giocare tutti insieme rende appunto il gruppo più unito e più legato anche al di fuori del calcio, è sicuramente più bello. E invece, alla fine, Costanza, giusto qua, non posso sbagliarmi, com'è, cioè il viaggio comunque dicevano che partite tutte e tre da Chiavari per arrivare nella Valdaveto, com'è il viaggio? È pesante, vi pesa? Vi allenate 2 volte a settimana, mi avete detto, conciliare il tutto anche con la scuola, com'è? All'inizio è stato un po' difficile perché 2 volte a settimana ci alleniamo e quindi il pomeriggi praticamente non stiamo mai a casa, arriviamo la sera, però quando si è preso il giro è bello. Anche il viaggio non pesa niente perché siamo in 3 e quindi ci divertiamo, magari giochiamo un po', ascoltiamo musica, parliamo. Il mister ci odia per le musiche. Ascoltiamo musica che non gli piace magari. Che musica ascoltate? Dipende dalla situazione. Generalmente andiamo più su Basta, Simba e questa gente qua. Grazie mille. Allora, prima di, così, aspettate un attimo che ci prepariamo. Pierluigi, parliamo di calcio, un flash sia sulla Virtus Entella che ci prepariamo, che lanciamo così il servizio della festa che hanno fatto tra la partita con la Lucchese per i 110 anni e del Sesti Levante. Come segui tu il campionato di Serie C? Lo seguo molto relativamente, cioè non è che lo seguo tanto, però chiaramente 110 anni di Entella è un grossissimo risultato perché è un grossissimo obiettivo. Comunque il campionato di Serie C è un campionato impegnativo e che per la città di Chiavari è una grossa pubblicità anche a livello mediatico, a livello italiano.
anche perché c'ha un grosso settore giovanile, quindi diciamo c'ha parecchi atleti. Mentre invece il Sestri Levante è un grossissimo risultato, perché se non sbaglio, non vorrei dire una scemata, il primo anno che fa il campionato di Serie C, si sta comportando bene, considerando le difficoltà che hanno, che purtroppo sono sempre in trasferta, sono continuamente in giro, cioè devono andare a giocare a Vercelli quando giocano in casa, ho giocato a Carrara, sono sempre in giro, però stanno facendo un bel risultato, anche loro se la stanno giocando questo campionato. Assolutamente sì, noi dobbiamo fare il tifo per le nostre società, quello del Tigullio tra Sestri e Virtus Entella. Allora diamo la linea alla regia per il servizio che è stato realizzato appunto per la serata della partita, che è stato festa ma soprattutto anche campionato. La torta di compleanno tra il primo e il secondo tempo e prima del fischio d'inizio, il giro di campo del presidente con Staiti e Mancosu, due dei protagonisti delle storiche promozioni in Serie B nel 2014 e nel 2019. Sugli spalti la festa dei tifosi. Così la Virtus Entella ha festeggiato al Comunale di Chiavari i 110 anni di fondazione, un momento celebrativo preparato nei minimi dettagli, a partire dalla maglia commemorativa con la quale la squadra è scesa in campo, dedicata a Enrico Sannazzari, detto Asso di Picche, il primo giocatore tesserato nella storia del club. Tra gli ospiti d'onore il presidente della Lega Pro Matteo Marani, a cui è stata donata la maglia con il numero 1. La ciliegina sulla torta che è mancata è stata invece la vittoria sul campo. La partita contro la Lucchese si è conclusa infatti sullo 0-0. Entrambe le squadre non si sono fatte male. L'unico rammarico per i biancocelesti, il gol annullato per fuorigioco al 79esimo. E le partite del centenario sono sempre partite del centenario, del 110enario. Partite degli anniversari sono sempre partite pericolose, perché l'unica cosa che può succedere è che le perdi. Tra l'altro con una squadra in salute come la Lucchese era una partita non facile. Il contesto è stato molto bello, devo dire che avete preparato questo evento molto, molto bene, molto con presenze che mi hanno fatto emozionare, ecco, per rivedere qui Staiti e Mancosu per me è stata molto emozionante, perché ricordo bene quei due episodi così importanti nella storia del club. La partita è stata rovinata da un errore arbitrale, è un vero e proprio errore arbitrale. Capita che gli arbitri sbaglino, guardiamo avanti, pensiamo alla prossima partita e al calore che questa sera il pubblico di Chiavari ha attribuito all'Entella. 110 anni sono un bel traguardo per un club di provincia come il nostro. Allora, è tutto pronto qua, Giacomo ci racconta con l'istruttrice vicino che cosa sta succedendo, e poi potete iniziare a fare il vostro pezzetto, dai, avanti. E un po' di musica pure dalla regia. Allora, lei Alice vi presenta uno dei piccoli attrezzi della ginnastica ritmica, che è la fune. È un attrezzo morbido, quindi di difficile gestione, c'è bisogno di tantissima coordinazione e fa vedere degli elementi proprio tecnici, di equilibrio anche. Adesso Cecilia invece vi presenta il cerchio. Lei è una specialista di questo attrezzo, ha partecipato ai campionati italiani. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi. Adesso abbiamo Beatrice. Beatrice è una delle titolari della squadra che partecipa al campionato di Serie C. Scappa, però è molto brava. Lei è Bianca, la più piccola del gruppo. Vi presenta le clavette. È un attrezzo doppio, quindi molto complesso, nel senso che c'è bisogno di coordinazione. Poi abbiamo il nastro. Lei è Corinna. Anche questo è un attrezzo morbido, quindi difficile, poi vedete è molto lungo, quindi
Presidente, siamo riusciti a dare l'idea, giusto? È uno spazio molto piccolo, siamo abituati a ben spazi più grandi, però sì, per dare l'idea sì. Assolutamente. Certo. Allora, poi ritorneremo perché c'è l'altra parte della ginnastica da andare a conoscere. Con Daniele ritornerei per così raccontarci un po' la vostra ambition, no? Da un lato abbiamo capito che ci sono gli istruttori e dall'altro però c'è la squadra anche agonistica. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, il settore acqua fitness diciamo, nasce un po' con l'azienda Okeo, con la mia azienda, 25 anni fa in Italia, perché abbiamo catturato alcune idee dagli Stati Uniti perché è nata lì. Solo che negli Stati Uniti non ha avuto un percorso di evoluzione e noi in Italia avevamo bisogno di riportare in acqua persone dai 18 anni in su. Avevamo un buco proprio dentro la gestione delle piscine, perché ho gestito anche piscine per parecchio tempo, e avevamo un buco proprio di età dopo la parte agonistica, che più o meno, se uno non diventa campione italiano, va ai mondiali, eccetera, più o meno termina intorno ai 18 anni. Dai 18 anni in poi c'era un buco sino ai 35 più o meno. E l'acqua fitness era sicuramente il modo per riportare in acqua persone con un'attività diversa dal nuoto, però sempre confacente con l'acqua. Abbiamo visto un po' scoppiazzato dall'inizio gli Stati Uniti, abbiamo creato degli attrezzi perché è iniziata in acqua alta l'acqua fitness, e abbiamo creato le prime cinture in espanso che qua non esistevano, e abbiamo iniziato questo mercato che però aveva necessità, questo mercato, sia del prodotto che di formare tecnici. Quindi l'azienda poi ha due connotazioni, quella commerciale, che è l'azienda che produce, e invece l'attività di formazione, che è necessaria perché se vogliamo che questa nuova attività, questo nuovo sport evolva, dobbiamo arricchirla sempre, costantemente di contenuti, perché sennò diventa la copia della copia della copia. Invece bisogna avere nuove idee, bisogna avere nuove possibilità, bisogna fare ricerca non solo sulle cose, sull'hardware, cioè sull'attrezzo, perché ormai se ne è inventati di tutti di più, ma su come farlo funzionare meglio l'attrezzo, come far funzionare un processo allenante in acqua con dei movimenti che sono in verticale. Quindi siamo passati, abbiamo visto che è stato accettato subito, perché in Italia prima le piscine, 25 anni fa, le piscine erano molto gestite dai comuni. Sono state date in gestione alle società sportive, questo è stato un bene per tutti, soprattutto per gli utenti, ma le società sportive, per riuscire a pagare tutti i grossissimi costi che ci sono in piscina, dovevano riempire la vasca, dovevano avere attività per poter pagare i grossi costi energetici. E l'acqua fitness è stata una risorsa che ha trovato, diciamo, l'unione con l'obiettivo. Ok, andrei a conoscere alcune atlete, no? Conosciamo le atlete, esatto. Sono qui con Silvia, Chiara, Sonia, spero di non sbagliare i nomi a questo giro. Iniziamo con Chiara. Ok, corretto. Chiara, quante volte vi allenate? Come viene strutturato l'allenamento? E se ci fai un breve check sulle gare? Sì, allora noi ci alleniamo una volta a settimana, l'allenamento indicativamente è di 1 ora e mezza. E le gare sono mediamente 3 all'anno, di cui 2 con la Federazione Italiana Nuoto e 1 con il Meeting Okeo, che appunto è stato creato da Gaia Morizzo insieme al presidente Daniele Cerabino. Hanno 2 regolamenti diversi, quindi noi dobbiamo andare a strutturare le gare ovviamente in modo diverso. Ogni volta viene creato un tema ad hoc anche sotto il punto di vista delle musiche. L'esercizio è di 3 minuti e 20 con degli esercizi obbligatori, e quindi andiamo proprio a costruire prima la coreografia, poi a lavorare sulla parte tecnica. Ok, invece a Silvia chiedo com'è il rapporto
tra di voi? Nel senso, sembrate proprio un bel gruppo, magari anche al di fuori, non lo so, com'è questo rapporto? Ma allora, oggi ci siamo non tuttissime, ma siamo 2 squadre, però ecco direi che l'acqua è l'elemento che ci unisce, quindi ci unisce in acqua proprio, allenamento, ma anche fuori, nel senso che poi ci conosciamo, ognuna di noi ha il ruolo in qualche modo, sia per chi ha deciso chi deve parlare, sia per chi arriva in orario, chi arriva in ritardo, chi si occupa di ricordare le altre il costume, chi sceglie. Diciamo che sì, il bello di questa attività è che ci connette non solo perché ci piace stare in acqua, perché è proprio l'elemento che ci fa stare bene in tutti i sensi, ma anche perché poi piano piano iniziamo a conoscerci attraverso questa passione, quindi poi c'è tutto un rapporto che va al di là, ecco, dello stare in allenamento. Non è solo uno sport, quindi diciamo. E invece a Sonia chiedo, dove trovate la motivazione per andarvi ad allenare? Nel senso, io penso, fa freddo, non voglio uscire di casa, andare in piscina, cioè già la palestra no, la piscina ancora peggio da quel punto di vista. Com'è? Allora, diciamo che a differenza dei ragazzi che abbiamo qui, noi abbiamo un'età un pochino più avanzata, tra virgolette, e quindi sicuramente la testa è già incentrata su un altro tipo. È sicuramente un allenamento rispetto magari a loro meno invasivo, quindi noi magari abbiamo una volta alla settimana, loro lo fanno di più, però c'è una concentrazione e una voglia tale di fare che spinge proprio ad andare a buttarsi. Io faccio parte della categoria del non agoniste, cioè io ho iniziato con questo sport a quasi 30 anni e è proprio il bello di questo sport, cioè io ho finalmente trovato il mio elemento, quindi è la motivazione chiave che spinge tutte noi ad andare. L'acqua unisce e l'acqua ti dà la motivazione per, oltre alla nostra coach che ci ha coinvolto in un'avventura splendida, quindi anche grazie a lei in buona parte. Ma quanto allenamento ci vuole per non bere tanta acqua, non affogare, per stare diciamo su? Il fatto di toccare è già un buon elemento, e poi diciamo l'allenamento nostro della squadra sì di una volta a settimana, però sicuramente partecipare alle lezioni di acqua fitness che fanno e quindi gli allenamenti che ci sono in piscina durante la settimana è quello che poi ti aiuta, perché non facciamo solo quello che poi portiamo anche nelle coreografie, ma abbiamo tanti settori, quindi passiamo dall'acqua kick piuttosto che l'acqua alta, i tappeti, la bike, quindi c'è un allenamento proprio a 360 gradi che poi ci forma per dare il meglio durante le gare. Grazie mille. Grazie. Ritorniamo un pochino con la Riboli. Eugenio, volevo chiederti il tuo impegno invece nella federazione di ginnastica. Ma sono stato eletto nel quadriennio che sta per scadere e quindi sono consigliere regionale nella Federazione Ginnastica d'Italia del Comitato di Ligure. Devo dire che è un gruppo molto affiatato, adesso ci saranno le prossime elezioni e quindi vedremo. Però è uno sport che insomma è molto praticato, no? Cioè per le ragazze soprattutto. È uno sport molto praticato, in Liguria ci sono molte società sia di artistica e di ritmica che praticano la ginnastica e quindi è molto sentita anche a livello nazionale, diciamo. Tra l'altro anche nella tua società è stata inaugurata da pochi mesi una nuova sede. Quello no? è stato un passo molto importante per noi perché noi lavoriamo su diversi comuni, nel comune di Carasco che ha un bel palazzetto e ci è molto utile perché per la ginnastica ritmica occorre l'altezza. Avete visto i piccoli attrezzi, questi attrezzi dalle agoniste vengono lanciati abbastanza alti, quindi il soffitto della palestra deve essere alto, il palazzetto di Carasco ci risponde a queste caratteristiche. E poi siamo a Lavagna e a San Salvatore di Cogorno, al palazzetto di San Martino, dove praticamente si allena sia l'agonistica della ritmica e i corsi dei bambini. Mentre invece l'artistica lavora su meno palestre, ma una palestra che finalmente abbiamo, che è nostra,
che abbiamo avuto in concessione dal Comune di Lavagna per 7 anni e quindi la gestiamo direttamente. Abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione, ne siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto e siamo grati al Comune che ci ha dato questa possibilità. Per noi è stato un grosso investimento, ma direi che è tutto meritato, diciamo. Ecco, tra l'altro stasera siete un po', insomma, loro fanno in acqua ma un po' di ginnastica, qualcosa di simile c'è, no? Sì, certo. O no? Sì. Che idea ti sei fatto, Eugenio, sentendo i racconti? È molto bello, a parte che l'acqua ti avvicina sempre, però comunque da come ho sentito le coreografie, insomma non è una cosa semplice anche questa, anche la loro attività. Si preparano, lavorano con la musica, lavorano con gli esercizi fisici per dare il meglio nelle gare, quindi un po' come noi. Ecco appunto, l'idea, no? A caso chiaramente. Qua dove siete ad esempio? Questo è il saggio di Natale che abbiamo fatto a Lavagna della ritmica al Parco Tigullio. Insomma, gradinata, come si dice, stracolma. Sì. Bene, un applauso alla ginnastica. Allora, tornerei in Val d'Aveto perché sia con Pierluigi che con Paolo l'anno scorso avete fatto il trentennale, no? 30 anni di storia. Avete fatto anche un filmato che ne vediamo un pochino, poi c'è anche un pezzetto che è stato montato in regia che possiamo anche sentire con la musica, anzi se ce l'avete sotto mano lo sentiamo subito per dare il via un po' a questo racconto un po' nella storia. Vediamo un po' se arriva dalla regia. Sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Ecco, ci ho portato Pierluigi qualche anno indietro questa canzone. Sì, siamo voi calciatori, È vero. È stata una bella iniziativa, 30 anni di impegno, ma soprattutto diciamo per noi è un grosso impegno anche dal punto di vista sportivo, perché non ci sono, le strutture sono quelle che sono. A Reggio Aglio purtroppo abbiamo un campo che di sintetico non ha più niente. Santo Stefano abbiamo il campo in erba naturale, che però d'inverno per noi è un grosso problema perché non riusciamo a giocarci, perché quando piove si allaga e non riusciamo ad allenarci. E speriamo, anche perché, come ho detto prima, l'unico sport che c'è in Val d'Aveto, oltre allo sci in modo parziale, che i comuni ci diano una mano. Perché devono dare una mano soprattutto a questi ragazzi qua, che fanno 2 volte l'allenamento alla settimana, che magari hanno 30 minuti di macchina per venirsi ad allenare, c'è chi parte da Chiavari, c'è un'ora e mezza per andare ad allenare, e quando noi veniamo a giocare giochiamo sempre in trasferta. E l'impegno anche per i genitori, logicamente, e i dirigenti, che se non fosse per i dirigenti noi questa sera non saremmo qua. Quindi voglio ringraziare tutti i dirigenti che sono qua e chi non è venuto questa sera, perché domani ci sono le scuole, quindi molti non sono potuti venire. E grazie a loro che riusciamo a fare queste cose qua. Quindi io spero che... Ecco, però per capire giocate su 2 campi, sia a Reggio Aglio che Santo Stefano. Giochiamo a 7 a Reggio Aglio, a 9 a Santo Stefano e a 11 a Santo Stefano con la prima squadra quando può. Quindi settembre-ottobre, e poi ora ritornerà a giocare la prima squadra su, che in riferimento alla prima squadra, ieri abbiamo fatto un bel risultato con Rapidi Nozarego, che abbiamo vinto 5-1. E perché dovevate venire qua allora? Esatto. Vi siete impegnati un po' di più. Esatto, ci hanno dato la soddisfazione, e quindi diciamo anche questo comunque è un grosso impegno, sia dal punto di vista della terza categoria, esordienti
è tutto. E grazie ai mister e ai dirigenti riusciamo a fare questo. E sono 31 anni, quindi diciamo un grossissimo traguardo per una piccola società come siamo noi e una valle come la Val d'Aveto. Ecco. Parliamo un pochino, un flash del campionato di terza categoria, visto che siete qua, perché sono tutte anche squadre locali, giusto? E che è guidato da Santa Maria del Tauro con 42 punti, e anche Santa Maria è molto in su, no? Anche loro hanno i problemi che abbiamo noi, Paolo, puoi parlare te? No, della prima squadra... Anche Santa Maria ha i problemi di distanza, perché comunque anche loro c'è il problema della neve e tutto, però hanno la struttura che noi non abbiamo. E questo per loro è un grosso vantaggio. È un campionato equilibrato, quello di terza, perché ci sono 2 o 3 squadre che sono nei primi posti. Sì, Santa Maria 42, Mocconesi 39, esatto. Carasco 38, Ri 36, Castagna 30, Pieve Ligure 29, Callo Grasso 28, Nozzarico 27, Real Betti 25, Dinamo Santiago 24, Val d'Aveto 24, esatto. Portofino 11, Entella 1914 9, Borgo Rotondo 8. Quindi i primi 6 posti c'è una classifica molto corta per potersi giocare il ritorno in seconda categoria. Chi punta ad andare su in seconda? Secondo me lì ci sarà il Santa Maria e il Carasco che se la può giocare perché comunque c'è anche una struttura. E Mocconesi sono le 3 squadre che si giocano il campionato, quindi sono belle realtà anche loro. Guarderei, tanto vediamo questo striscione che è arrivato in diretta a Casa Caritas da Val d'Aveto. Gloria, abbiamo ancora qualche atleta? Esatto, andiamo a conoscere gli atleti, andiamo subito da Alice. Alice è un'attaccante e ci racconti un po' come va il campionato? Allora, quest'inverno abbiamo giocato esordienti del primo anno ed è stato più facile rispetto a questo di questa primavera, perché comunque giochiamo contro i maschi, sono anche di corporatura più grande e per noi femmine è sicuramente anche più difficile. Però non vi fa paura questa cosa, anzi? Dipende, perché... No, diventate più forti, perché... Anche per la corporatura, per noi. Gomitate in più, no scherzo. Per quanto riguarda invece il gol più bello che hai fatto, te lo ricordi? L'anno scorso a Bedogna, quando abbiamo vinto 4-2 contro la Bedognese, l'ho fatto su punizione, quasi da centrocampo, e non mi è sembrato manco vero. E invece era vero, pensa. Poi c'è Celeste è il capitano, invece com'è essere il capitano e com'è il rapporto fra di voi? Ciao, buonasera, sono Celeste, sono il capitano. È una bella responsabilità, però è anche un onore. E come gruppo siamo molto uniti, anche fuori dalla squadra, dal campo. E basta. E basta. Andiamo invece dall'altro... Un applauso. Invece abbiamo il capitano dei Pulcini, Antonio. Antonio, tu perché hai scelto il calcio e cosa ti piace del calcio? Ti piace il calcio? Sì. E invece con il mister com'è il rapporto? Ti trovi bene? Sì. Ma... Sì, qualsiasi cosa sì, quindi direi che va bene, è già una bella risposta, no? Ma cosa chiederesti qua al mister? Paolo è il tuo mister, no? No, Roberto, noi ci fermiamo al sì. Ma no, invece voglio chiedere qual è il tuo idolo? Non so. Ma anche in squadra può essere. Lautaro. Grazie. E il mister cosa dice? Che Tonino non ha avuto il coraggio di dirlo, ma io e lui litighiamo spessissimo. Perché abbiamo 2 teste dure entrambi. Poi alla fine facciamo pace, vero Tonino? Però no, veramente, sono una bella squadretta, sono piccolini. Fai un po' il nonno.
Un pochino sì, un pochino sì. Con tutti loro. pochino sì. E noi stiamo facendo il campionato dei 2013-2014, Pulcini 13-14. Loro sono 2015, quindi tutto ciò che fanno è bellissimo, si impegnano davvero tanto, mi seguono e stanno ottenendo anche dei bei risultati ultimamente. Siamo partiti un po' malino perché gli altri più grandi, noi non avevamo l'esperienza per affrontare quel tipo di campionato, però siamo cresciuti adesso. Ecco, c'è Gaia che si diverte a vedere questi ragazzini, no? Siccome abbiamo chiesto allora come va con l'acqua, tu come ti vedi con gli sport tipo il calcio? Io sono intanto una super tifosa genuana da sempre, quindi questa cosa comunque è nella mia famiglia, assolutamente. Ho avuto l'abbonamento allo stadio fino ai 25 anni, quindi sempre da quando ero piccola con i miei genitori, soprattutto con mio papà e mio fratello, eravamo sempre allo stadio, quindi il rapporto è buono. Mio fratello ha sempre giocato prima a calcio, poi a pallanuoto, però in realtà poi tutti i miei sport nella vita, anche dei miei figli, per forza di cose si sono indirizzate all'acqua, per forza. Comunque assolutamente a favore di tutti gli adesso sport. quest'anno è grande, Sì, certo, infatti. Ma vai a vederlo. Io attualmente no, ma mio papà è impossibile, per me adesso è impossibile. Però mio papà e mio fratello, mio figlio anche spesso hanno l'abbonamento, quindi insomma direi che lo sport si respira nella mia famiglia. Ecco, andiamo nuovamente con la ginnastica perché abbiamo ancora l'altro gruppo, Silvia, da fare esibire. Abbiamo l'artistica. Allora, prima di parlare dell'artistica, dato che prima si parlava di allenamenti, qui ho Sabina Buzzati e le chiedo ma com'è che si va a conciliare tutti questi allenamenti lunghi, tutti i giorni impegnativi, con la scuola che anche quella è lunga, tutti i giorni impegnativa? Allora, per me il rapporto tra scuola e palestra è un rapporto abbastanza impegnativo da seguire, però essendo che mi impegno con costanza ogni giorno, poi riesco ad avere ottimi voti a scuola e buoni risultati anche in palestra. Quindi bisogna impegnarsi, essere bravi, non c'è proprio via d'uscita. E invece a Elisa Pizzorno chiedo da quanto tempo fa ginnastica e com'è che ha iniziato, cioè qual è stata la cosa che ha fatto scattare e poi ti ha fatto rimanere? Io da quando avevo 4 anni ho iniziato ginnastica, quindi è più o meno da 9 anni che la faccio. Mi è partita la passione perché da piccola non stavo mai ferma e quindi mia mamma mi ha voluto mandare in palestra per sfogarmi e poi da lì è diventata una mia passione. Tipo l'hai vista in TV quando ci sono le Olimpiadi, cose così? Sì, anche quello. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, l'esibizione, Silvia, dell'artistica la facciamo dopo? Quasi in chiusura, dai, così finiamo alla grande. C'era Gabriele che voleva dire... Daniele, scusami. Sì, niente, una precisazione sull'allenamento che fanno. Loro, dato che abbiamo necessità di una vasca particolare e diciamo con l'acqua bassa abbastanza capiente, perché deve essere almeno 12 metri e mezzo per 8, e non abbiamo questi spazi qua nel Tigullio, quindi l'unico spazio, diciamo, sono un po' le pedane che ci sono a Sestri Levante, quindi, e poi dopo devono andare anche a Genova spesso, perché invece l'impianto di Sciorba ha le caratteristiche per fare questa cosa. Però si allenano tutti i giorni praticamente loro, a seconda degli orari di lavoro, con tutte le attività di Acqua Fitness che ci sono a Sestri Levante, perché come base più o meno Gaia lavora a Sestri Levante, quindi come base sono lì. Ecco, quindi non è solo... Se si finisce. Abbiamo quella che ogni tanto ci tradisce con il triathlon, giustamente. E l'andiamo a conoscere, dai, che c'è Giacomo. Sì. Allora, Michela Morsini, appunto, che fa anche triathlon, oltre che fare, diciamo, col triathlon già sono 3 sport. Esatto. Come mai anche questo? Come mai non ti bastavano? Tutta colpa sua. Cosa ti ha convinta? La prima volta che l'ho incontrata a bordo vasca, mentre stavo allenando la mia frazione di nuoto, non ho potuto non essere travolta dalla sua energia
E diciamo che il nostro incontro poi tutto sommato è stato funzionale a quello che è il mio primo sport, che è il triathlon, perché con lei ho allenato tantissimo, ho migliorato la mia acquaticità, che ovviamente è necessaria per il nuoto, che è la prima frazione delle 3 discipline che sono nuoto, bicicorsa, e ogni volta che c'è lei in acqua si allena a fiato, forza muscolare, unite al massaggio naturale dell'acqua, quindi qualsiasi triatleta dovrebbe fare. Quindi cerchiamo di portare altri atleti a questo punto, così. D'altronde previene gli infortuni. Io lo sostengo perché fisioterapisti come... Devi dirgli i tuoi risultati però. Sì. Come va col triathlon? Direi bene. Vabbè, adesso il triathlon, la stagione inizia verso fine aprile-maggio, perché ovviamente adesso fa freddo per le nuotare. temperature dell'acqua non sono tanto gradevoli. E sono reduce dal campionato italiano di duathlon che si è svolto a Imola questo weekend e ho portato un bel titolo che è l'argento. Facciamo un applauso. Ritornando alla ginnastica, Eugenio, parliamo un flash del tuo impegno col CSI, che da tanti anni con tutte le attività hai anche questo impegno da tesoriere, o comunque insomma hai sempre portato avanti questo... Revisore. Sono iniziati i giochi di comitato. Sono già iniziati i giochi di comitato, voi conoscete molto bene la realtà di questo comitato di Chiavari Tigullio. È un comitato fatto da persone importantissime, a mio avviso, guidate da un super presidente che è Cristiano Simonetti, che da anni si dedica, e quindi il mio impegno nel comitato CSI di Chiavari è come tutti gli altri, come volontario, perché lo merita. Tanto vediamo, scusa che ti interrompo, ma sono immagini di qualche settimana fa. Questo è il sabato, questo fine settimana, c'è stata la prima prova del calcio balilla, giovani e meno giovani, e poi comunque ci sono diverse attività che comunque anche l'anno scorso abbiamo fatto anche le gare di burraco, e quindi è un modo per stare insieme anche alle persone più mature, ecco, diciamo. Bene, soprattutto per divertirsi, tutti facendo e praticando, vivendo questo spirito da sportivo, ad esempio il calcetto magari sembrerà una cosa semplice, ma credo che no, sia molto bello. Esatto. Bene, allora un applauso al CSI. Allora Silvia, invece racconta un po' qualcosa di te, che mi ha fatto quasi un giro per tutti. Hai iniziato, eri piccolina come loro? Sì, ho iniziato anch'io ginnastica, avevo 5 anni più o meno, ho fatto ginnastica per 13 anni, quando poi ho smesso, perché comunque tra liceo classico, università, non è semplice continuare l'attività, e per la ginnastica media, a meno che uno non entri a far parte delle squadre agonistiche di alto livello, quindi accademie nazionali o internazionali, è difficile continuare oltre a una certa età. Però sono uscita dalla palestra, ma non sono mai uscita, nel senso che poi comunque ci sono uscita come ginnasta e rientrata come all'inizio ovviamente così aiuto allenatore per cercare di imparare, e poi sono rimasta lì. E questo è quanto. E quindi ci passo tutti i giorni della mia vita, è praticamente la mia seconda casa. Ecco, c'è qualche tua collega lì in prima fila che non abbiamo ancora conosciuto? Sì. Mi sembra, Esatto. Giacomo. Allora, io avrei Clarissa Romagnoli, che è allenatrice di sezione ritmica e anche giudica, mi ha spiegato. Allora, io volevo chiedere, visto che prima abbiamo visto tutti quegli esercizi, e a noi, che non è che lo pratichiamo, ogni cosa è da rimanere a bocca aperta e sembra una cosa incredibilmente difficile e fatta bene.
quali sono le cose che bisogna guardare negli esercizi per vedere qual è veramente un esercizio che comunque è difficile ma fatto bene, uno fatto un po' meno bene. Allora sì, è vero, sono difficili, lo dico perché loro sono tutte, sia le ragazze di artistica che quelle di ritmica, sono molto brave, soprattutto a far vedere con quanta nonchalance loro facciano i loro movimenti e non si capisce spesso quant'è la preparazione che porta a quel gesto tecnico. E in più la ginnastica è, penso, lo sport con il codice di regolamento più complicato che esista sicuramente in Italia, perché ci sono tante cose da andare a valutare al di là del gesto tecnico e quindi della difficoltà corporea o con l'attrezzo che viene eseguita dalla ginnasta, il livello di quella difficoltà, come questa difficoltà viene eseguita, quindi che livello di esecuzione tendente alla perfezione noi abbiamo, e in più anche quanta espressione mette nel movimento, quindi la cosiddetta artisticità di una ginnasta, quello che riesce a trasmettere al pubblico per far vedere qual è la sua passione e quali sono e quanto tiene a fare una buona prova. Abbiamo capito che è difficile fare gli esercizi ma anche giudicarli gli esercizi, è Assolutamente. tutto complicatissimo. Chiederei qualcosa anche a Susanna, che mi dicono che è dell'artistica, e intanto vi preparate per fare, ecco. E chi è che andiamo a vedere adesso? Io non lo so, Adesso andiamo a vedere le ragazze della sezione agonistica, che qua naturalmente non possono fare quello che effettivamente facciamo in palestra. Nei teatri no, questo diciamo. No, la vedo un pochino complicata. Diciamo che noi abbiamo bisogno dei grandi attrezzi, quindi portarli dietro è un po'. Ho visto prima il Presidente guardava magari questo spazio, ma no, qua no. Com'è difficile per loro che hanno già piccoli attrezzi ma hanno bisogno di grandi altezze, noi abbiamo proprio bisogno di grandi spazi. Ok, e loro sono età, se ce le puoi presentare? Allora, possiamo iniziare, intanto voi chiacchierate pure, e voi andate pure, vai. Allora, qua abbiamo Sabina, Pure un po' di che è me. un 2012, so solo le annate. E lei ha gareggiato. Può andare prima e dopo su. Adesso fanno, diciamo, la base della ginnastica. Allora rifate il giro perché non sono andati no dalle prime due, dai. Ok. Camminate su. Ok. Qua abbiamo Aurora e Diletta, Vanessa. Questo è il FIC, uno degli elementi principali. E qua abbiamo Chloe ed Elisa, che hanno presentato la ruota senza. Qua dietro abbiamo anche le due piccoline. Le prime due, dai, di nuovo. Vai. Ecco. Eccole Perché non l'abbiamo vista, benissimo. Tocca di farlo e vi dovete lamentare con la regia poi qua. Vabbè, ma sono abituate a dover ripetere. Benissimo, dai, grazie. Grazie. Gloria, vuoi... No, stavo dicendo, se un volete giro lo faccio anch'io, esatto, però non vi prova. assicuro niente, perché per lo spazio, non per altro. Vai, che abbiamo ancora che stiamo Ok, chiudendo. Esatto, stiamo chiudendo. Prima, a grande richiesta, mi hanno detto di fare un grossissimo applauso a Claudio, che è l'autista della Val d'Aveto Calcio. Facciamo vedere. Dov'è l'autista? 10 secondi? Ecco, lo salutiamo, basta, Un dai, saluto. così va bene. Grazie a tutti, buona serata e ringrazio tanto i bambini. Mi raccomando, al ritorno, vai tranquillo. Sì. Grazie mille. Allora, giro appunto della prima fila, finiamo con il portiere degli esordienti, lui è Mirko, 14 anni, gioca a calcio in porta da 2 anni. Come mai hai trovato, l'amore per il calcio, in un'età abbastanza, non tardi perché sei giovane come un fiore, però come mai hai scelto il calcio? Così, era una passione che coltivavo da tanto, ma non ho mai voluto giocare e a un certo punto ho deciso di buttarmi in questo sport.
E visto che prima ho chiesto ad Alice il rapporto con i gol, com'è il rapporto con i rigori? Bene, cioè li paro, ma si cerca di parare quel che si può e E adesso ne hai parlato? uno su uno. E meglio di così non si può fare, quindi. Grazie. Io volevo solo chiedere al responsabile dell'istituto giovanile se ci fa vedere la sciarpa, che io sono abbastanza appassionato di cimeli, cose, se ce la fa vedere come è fatta. Benissimo, viva Valdaveto, alla Valdaveto. Allora salutiamo Pierluigi Barattini insieme a Paolo Baratelli, dirigenti della Polisportiva Valdaveto, allenatori, e grazie per tutti quelli che sono arrivati questa sera dalla Valdaveto. Grazie. Ci rivediamo. In questo caso Forza Sampdoria. Bene. Ok, salutiamo la società Ocheo Academy. C'era Daniele, un flash? Sì. Ieri è successa una cosa incredibile, nel senso che abbiamo fatto un evento alla Bocconi di Milano, una volta tanto siamo noi ad andare su a fare qualcosa di importante, con 110 partecipanti, istruttori un po' da tutta Italia, e esteri anche, e la Bocconi ci ha chiesto di collaborare con loro per creare un evento mega il prossimo anno. Vogliono riuscire a riempire una vasca da 50 metri con acqua fitness, e il prossimo anno saremo costretti a lavorare come pazzi per riuscire a creare questo evento, perché non sarà così semplice. Bene, grazie. Salutiamo Daniele Carabino e Gaia Morizzo. Poi salutiamo la ginnastica Riboli di Lavagna, Eugenio Perrone. Appuntamento, il prossimo impegno qual è? Prossimo impegno sabato con una giornata dedicata ai bambini, e il Gingio Camdo Day per i nostri bambini dai 3 ai 6 anni, una manifestazione del CSI, del Centro Sportivo Italiano, nella nostra palestra, quindi chi vuol ha piacere di venire a vedere, c'è anche la gradinata aperta dopo 50 anni. Benissimo, salutiamo anche Silvio Batterroni, tutto il gruppo, ecco adesso inquadrato, della Riboli Lavagna. Grazie per la serata, un ringraziamento a tutti la nostra squadra che come al solito ogni lunedì è presente tra cameraman, giornalisti, addetti e tecnici. E sono bravissimi. E bravissimi, anche questa sera c'è stato tanto sport. Ciao Giacomo. Buona serata Roberto. Benissimo, avremo Luca penso la prossima settimana per parlare di pallanuoto. Quindi mandiamo via Giacomo. Via. Mandiamo via Giacomo, lui in genere fa i servizi, i collegamenti, vedremo. Benissimo, ciao Gloria. Ciao Roberto e buona serata a tutti. Grazie, buonasera, buona settimana.